È finita Italia, no aspetta qua, è finita Italia-Costa Rica 1-0, sentiamo subito il commento a caldo. Allora, il calcio non è matematica, dobbiamo imparare da questa partita. Dobbiamo imparare molto, però bisogna anche che gli allenatori facciano le formazioni un po' più decenti. Senti, siamo 60 milioni di commissari tecnici, è facile stare qua a guardare la partita in TV. Certo che questo Balotelli e compagnia erano da prendere a calci di sedere. Loro non sia che siamo tutti allenatori, però noi le nostre opinioni le diamo e penso che qualcuno dovrebbe anche raccogliere queste nostre esperienze, perché abbiamo giocato il calcio anche noi, a livelli bassissimi, però loro chiaramente sono forse anche obbligati a certe scelte da qualcun altro magari e sono obbligati a mettere questa formazione, però alle squadre davanti di te che erano in Costa Rica, che è la rivelazione di quest'anno dei mondiali, non puoi fare una formazione in difesa. Mi parti il primo tempo con Thiago Motta che giocava la palla. Loro hanno applicato il codice Rocco. Esatto, e noi abbiamo applicato il nostro neanche. Rocco diceva, scusa, Rocco diceva, Daghe a tutto quel che si muove, se c'è il ballon meglio. Esatto, però noi, aveva sempre ragione. Però noi abbiamo dato sempre calci all'avversario. Bene, complimenti, adesso andiamo a casa, bene. Sentiamo anche il signore qua, appena finita la partita, un commento a caldo. No comment. No comment, no. Meglio non giudicare. Meglio non dare. Onde evitare. Onde evitare. Senta, palla lunga e pedalare. Lunga e diritta correva la strada. La retta via nella selva oscura. Più o meno, dai. Sentiamo il signore qua a fine gara. Allora, no, cari sono al capesini di ballon. Senti, tanta ormai siamo come la Corea. Mandare a casa che lì. No, sta là non che non mi impegna. Prandelli. Dopo Cassano e dopo rifà tutta la nazionale, insomma. Quasi. Ma dai che vinse con l'Uruguay. Sì. Dai, speriamo bene, no? Sì. Le vie del Signore sono infinite. Ma sono già finiti. Allora, gli alpini, occhio alla penna, però la penna è sempre dritta e dunque si può ancora sperare. È dura, dritta e dura, rigida. Ma tu sei artigliere o fan? No, io ero alpino, autiere alpino. Ah, eri autiere. Cioè motorizzato. Eri motorizzato. Esatto, sì. Servirebbe un mulo. Autocolonna, insomma. Senti, manca un po' il mulo a questa squadra, no? Il mulo, veramente di muli non ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di gente che sappia giocare con intelligenza e piedi buoni. Soprattutto che sappia anche... Piedi buoni, no? Per esempio Verratti, giovane, forte, non so perché non ha giocato oggi. Che si dice che pestava i piedi a Pirlo. Ma no, anzi, la novità era proprio questa, due registi, Pirlo e Verratti, due che si implementavano a vicenda, questa era la novità. Ma, per quello scusa, vinto bene. No, volevo chiederti, ma con due registi chi dà il ciak? Chi dà? Chi dà il ciak? Il ciak? Tutti e due danno, un po' ciascuno. Dunque alla fine si porta a casa. Ma certo, era come negli anni 70. C'era Antonioni, Tardelli. Potevano giocare insieme Rivera e Mazzola, ma è stata una grande sciocchezza. Rivera e Mazzola potevano giocare insieme benissimo perché erano tutti e due grandi campioni. Come Pirlo e Verratti possono giocare insieme benissimo. No, anzi, danno più tono e qualità alla squadra. Non so perché non ha giocato, forse avrà avuto necessità di dare il ricambio, di dare, eccetera. Certo però che Thiago Silva è lento, con questi qua che si sapeva già che erano veloci, Thiago Silva era lento, si poteva cercare un'altra soluzione. Comunque una volta trovato il trucco che era Pirlo e Verratti, bandolo della matassa, bisogna mantenerlo e non appena l'hai trovato scioglierlo, romperlo, insomma. Misteri del calcio. Sarà. Bene, sentiamo adesso la dipendente. Ecco, vieni qua. No, anche te, vieni qua. No, allora, si dice che una donna di calcio non si può chiedere di calcio, ma tu che l'hai vista da dietro il banco? Per me hanno giocato bene. Sicura? No. No. Non è che il caldo fa brutti scherzi? Il caldo fa brutti scherzi, non hanno giocato benissimo. Cosa c'era da cambiare secondo te? Non saprei. Io il calcio, sono donna. Senti, è colpa solo secondo te della frizione perché non si inseriva bene la leva del cambio oppure tutta la squadra è aperta? Secondo me non c'entra niente. È il disco che non gira. Hanno giocato bene gli altri. Chiaro, allora l'estate continua ma soprattutto continua bene per quanto riguarda il tuo locale.
Sì, decisamente, ovviamente, guai se non fosse così. E l'estate continua, noi avremo a breve, continueremo a fare gli eventi che facciamo comunque d'inverno li facciamo una volta al mese, d'estate li faremo un po' più diradati, e che si tratta di vintage, sono delle feste molto carine. Tanto noi abbiamo già partecipato anche come Guardacastella. Sì, certo. E, ovviamente ad agosto ci sarà la manifestazione Guardacastella, che è sempre molto una cosa che chiama tantissima gente, è una cosa molto carina, è una collaborazione tra tutti i ristoranti che ci sono qui a Rivignano, è una cosa favolosa, quindi lavoriamo insieme, collaboriamo, è una cosa molto 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 importante per noi e per il territorio. Ovviamente faremo dei menù dove useremo tutti i prodotti che riguardano il territorio, quindi il territorio dello Stella. Ci saranno dei piatti molto carini, ovviamente non sto qui a svelare che tipologia di piatti, perché giustamente per assaggiarli bisogna venire alla manifestazione Guardacastella. Senti, noi al tuo chef non l'abbiamo chiesto, però tu stai mettendo in campo un 4-3-3 all'olandese o un 4-2-4 alla brasiliana? Ma io preferisco un 4-4-2 all'italiana, Che è sinceramente. più sicuro. Sì, è più sicuro. Lì Preferisco. non abbiamo problemi di Chiellini, Basagli, No, non abbiamo nessun problema né di Chiellini né di Bazzagli, ma neanche di Balotelli. la nostra nazionale ci ha abituato sempre a soffrire e poi alla lunga veniamo fuori sempre bene. Speriamo bene. Splendidamente. Io sì. sono molto pessimista. Io sono molto fiducioso. Invece io sono molto pessimista. Senti, ultimi ritocchi per quanto riguarda quest'estate, l'abbiamo detto, c'è tanto movimento, ma soprattutto l'unicità del Morarat. L'unicità del Morarat è... Da svelare, perché i nostri telespettatori ti devono chiamare lo so, per venire a assaggiare esatto. i piatti. Allora, i piatti non te li Quindi, svelo. da I piatti semplice per assaggiare i piatti devono venire qui e assaggiare i nostri piatti, venire a provare i nostri piatti. L'unicità del Morarat è, credo che, hai visto bene fuori, il nostro giardino, ci troviamo in centro a Rivignano, in un paesino, ti sposti in una stradina e ti trovi in un posto, non ti sembra neanche di essere in centro paese, ti sembra di essere in aperta campagna. Soprattutto qualcuno diceva, lungo la retta via mi ritrovai in una selva oscura. Qui possiamo dire, lungo un bivio via mi ritrovai in una selva piattifera. No, anche diciamo in un paradiso, dai, è bellissimo, il nostro giardino è una cosa favolosa. Ovviamente contornato da tutto quello che sono poi i nostri piatti e i nostri collaboratori, che sono sempre molto gentili e molto cortesi. Allora, non resta che dire, Morarat per assaggiare le tipicità friulane e non. Sì, facciamo tipicità friulane, facciamo qualcosina fuori regione e ovviamente facciamo tante tipicità friulane. Facciamo del buon pesce e è da venire a provare. Come si dice, allacciate le forchette e si parte. Esatto. Let's go. Grazie, buona serata. Se si spostasse a Teor per la presentazione i nonni raccontano per no dismentea, che le sta scritta dopo la raccolta da testimonianze da parte di Anita Salvador, che si è definita una sorta di scrittrice contadina. Allora, dica lei un po' la premessa. Questo libro riporta le testimonianze raccolte nel lontano 1982 di persone nate nell'ultimo Ottocento nel territorio di Teor, dove da 50 anni anche io abito. Testimonianze dalle quali venivano a conoscenza di come visse la gente del nostro territorio fino alla metà del Novecento. Paesi di contadini, quasi tutti dipendenti dei pochi padroni della terra. Dall'agricoltura la famiglia ricavava il sostentamento, non sempre sufficiente, infatti la maggior parte delle famiglie erano ricche di manodopera ma non di soldi. Il lavoro era faticoso perché svolto manualmente, anche per le bestie, mucche o buoi la vita non era facile, dovendo trainare gli attrezzi da lavoro. Tuttavia, nonostante le fatiche giornaliere, i miei amici non dimenticavano di portare avanti le tradizioni religiose ereditate dai loro avi. Questa è la premessa firmata da Anita Salvador, che ha scritto questo bellissimo libro e che tra poco andremo ad ascoltare da lei le parole e il perché nasce questa iniziativa editoriale. Anita, dopo tanti anni le lasciate finalmente in stampa questi libri che conta, no? La storia di queste zone, ma un po' di tutto che era la bassa Furlano una volta. Ma no, dome, è un po' la mia storia, perché quando sono nascuta io, non era neanche la luce di me, no? Sì che praticamente ho vissuto come loro, io ho fatto la contadina, la vetta al chiam, prima coltivare, dopo il cavallo, che è Teor, e dopo fare la patente del trattore, parlate il chiam del trattore, sì che hai vissuto come loro, praticamente. Insomma, nel biel, no? Per non dismenteare. Allora, c'è
dato che hai avuto sempre queste PM, come che dite prima, quella tiare, no? E le persone, perché parlare di me la porta spalancata a duccio, a me è piaciuto ascoltare le persone. Però, come che vi capite 32 anni fa, cominciato, mi sarei proprio dovuto il cuore a farlo, ma purtroppo all'estate... E lì bisogna sempre spietare, no? No, ma scusa, però prima aveva un'associazione di famiglie, dopo un'altra chiamò, dopo il comune e dopo dite no, la sei staduto, se non potessi farlo faccio, eccolo qua. Che il conto però che io ho idea una sorta di enciclopedia, no? Cioè raccontare, soprattutto contare che il periodo pari i giovani di Cumò in particolare. Esatto, allora queste hai proprio, e se vedete bene, io hai rispettato integralmente il loro fevelà, perché prima lo avevi fatto, sono andata a scuola, che era la maestra di Furlan, che sta in scuola qui, e dopo, quando l'hai scritto, ce l'ho fatto, l'hai tornato a tradurre, e hai detto no, non vuoi rovinare, la contra li messo i miei amici e lo hai tornato a rifare lasciando le grafiche là che si poteva come da il resto il so per aulis perché se vedete bene come che dite prima un editore che non sa il Furlan chi sta di Trieste diciamo così non sa il Furlan c'è lei a lei per italiano e ai par di veli persone lì con loro questo è il mio cioè mi pare di arrivare là che veramente volevi dare il PAM con loro. No, che come vi domandate, che il canale sta stampato dopo 32 anni, no? Ma che il conto è troppo sono di lavoro da oro? Tanto, però noi facciamo perché fa tante robe. E come lo dite Roberto lì, no? Sì, io ho rubato tanto, ho dormito poco, perché io facevo la contadina, la casa, avevo visto prima i familiari, dopo i vicini e dopo il resto, no? E mantenuto fin come si può. Però c'è questo, la storia con le persone. E come si dice, cos'è che il produce, il libro è? L'orto della cultura. L'orto della cultura, l'orda cultura. Ecco, l'orto, cioè il disdut, no? Insomma, l'orto è la tradizione furlana, no? Io dico che si piace. Sì. Vi domandate, e dopo si svole come un uccello? Come uccello. Allora, questo me l'ha detto. Ma dice uccello? No, allora sta attento. La persona. Non dice uccello, non mi bandi. Io ho scritto, io c'è che ho scritto io, il Furlan. Grammaticale. No, grammaticale, Furlan normalizzato. Però hai scritto rispettando il Furlan dalle persone. Allora loro scrivono. Perché si capisce più. Esatto, insomma. Allora, per Furlan normale, dopo si svuole come uccelli, però per Furlan normalizzato, e dopo si svuole come uccelli, capito? Furlan è come l'inglese, no? Si capisce comunque. Però dici veramente. Non è come l'italiano che è più duro. Dici veramente che un che sa il Furlan capisce tutte le lingue. No, se concordo. Concordi. Ecco. E allora io spero che questo, come dicevi prima, che sei un alc che serve proprio come un vocabolario, un test di scuole. Un testamento, se mi è consentito il termine, io dico, purtroppo faccio chiacchierare italiano, misturo l'italiano col furlan, però dice cos'è un alc che serve a domani per dire ai giovani di un futuro di dire chi sta la mia storia, chi sta il Friul e grazie a chi sta i robi si osserva a raccontarli. Esatto, sì. Sì, io ho fatto tante di Karobischi, proprio per non smettere al passato, che sono le nostre radici. Ma mi ha detto che tu sei già al lavoro per un'altra iniziativa? Di finire, sì. Anzi, dai dos, di finire. Mai sta fermo? Mai. Se no, ti va bene, detto, se tutto sai che hai, no? Non sta cronica che chiede a metà se non lavori. Però sta attento. Viene la rusing, no? Sì, ruginissimo. Io ho lavorato sempre, allora, si faceva in P Autors, mi davi un libro e dopo io compravi per regalare ai miei figli, no? Che chi, dato che nessuno vuole farlo, ho dovuto pagarmelo, no? Cioè, hai lavorato tutta la vita. No, per chistio, ma per seminare. L'importante è la sa e soprattutto. Si dice che seminare è il futuro da storie e soprattutto capire dove che si vive per conoscere il futuro, no? Esatto, bisogna imparare a conoscere il passato per vivere il futuro, no? Specie voi che sì come che sì, pensi che sei valido?
Sono d'accordo con te. Anita Salvador, i nonni raccontano, parlò di smentea. Viene serate per riguardare, no? Che sono le tradizioni del territorio. Sì, il titolo del libro lì, i nonni raccontano, parlò di smentea. In effetti, come che vinci in tu dai racconti dall'Anita, in questo libro è la storia non solo di fatti quotidiani, ma anche di sentimenti, di cultura, di vocazioni, di aspettative, di speranze nella vita che adesso come adesso non ci sono, quindi vale la pena leggerlo. Ecco, l'importante è no, riscoviarsi che è stato il passato, perché di smentea a volte è importante per il futuro. Sicuramente, se non si conosce il passato, non si può gestire bene il presente e non si può tracciare una strada per il futuro. Quindi l'esperienza dei nostri avi non di sé di sperdute, ha di sé di mitude neri su blanco, lette, interpretate, vissute, e allora sì che veramente si vivrà bene. Ecco, questo è un libro che è stato addirittura li racconti, tira su 30 anni fa. Sì, circa 32 anni fa l'Anita è partita con un'esperienza e dopo di lì mi ha la brillante idea di ripetere facendo un'intervista a diverse persone che facendo gli stessi più o meno domande si hanno dato un spaccato preciso di che era la vita ai 6 teams, quindi si cercava una vita a cavallo tra la fine dell'800 e l'inizio del 1900, là che veramente la vita era grame come si dice, là che era alle soglie era la guerra o là che qualcuno ha anche vissuto la guerra. Sì, deve una bandiera dall'Italia e cada uno, ognuno di là también, però che libro le sta scritto dall'82 e si conclude e dopo si svuole come io sei. Eh sì, alle partite all'82 è un momento in cui l'Italia era vincitrice dal campionato mondiale, anche se voi ha perduto, però vince un po' di speranze perché manca le partite. Dall'82 era in altri team, era un'altra cultura, un'altra mentalità, la Inter aveva anche grinta e volontà, e spero che voi come voi l'Italia calcistica, come l'Italia che scrive, i furlans che scrivono, avete la grinta di là in davanti a queste strade. E soprattutto che magari impari dai nostri nonnos. Sicuramente sì, là che la sofferenza erano robe come che anche voi la sofferenza, ma le sofferenze fatte con una prospettiva di migliorare la qualità della vita. Come che dicevi prima, la sofferenza voi ha sottinta un nuovo in davanti, invece di ripeschiare il concetto che in davanti sia di là e la vita va in davanti, è un erode d'accordo, però bisogna credere al futuro positivo. Grazie per l'ascolto, alla prossima.